Adesso vi dico un'ultima cosa. Temo, ma provo. Quando voi sottolineate, leggendo, sottolineate quello che dovete ricordare o quello che dovete dimenticare? C'è un perché noi sottolineiamo istintivamente quello che dobbiamo ricordare. Il perché è nei meccanismi di memoria che si chiamano nei recettori sensoriali, che hanno il compito di rendere più forte la traccia evidenziata. Cosa sto dicendo? Che tutte le volte che compare l'errore e che voi lo sottolineate senza modificarlo, state dicendo ai recettori della memoria sensoriale non controllata, ricorda. Nel frattempo la memoria alta, quella strategica, deve dire a quel bambino lì: stella mia, dimenticatelo perché è sbagliato. Mi sto spiegando? Soprattutto nei meccanismi automatici. Lettura, scrittura, apprendimento della lingua straniera e calcolo scritto sono terribilmente inficiati dall'errore sottolineato e non modificato, perché la memoria silente, poi accadesse una volta, siccome accade tutti i giorni ripetutamente per n settimane, per n mesi, per n anni, quell'errore traccia e solca il sistema biologico, non so dirvelo se non in maniera molto materiale. Allora ci sono insegnanti che mi dicono: ma se io faccio un puntino piccolo 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 cambia? Non è che la dimensione del rosso che determina la stabilizzazione. Per correggere l'errore si fa così, lo si visualizza come vi pare, la freccia, il cerchio, il segno, ma quello che quel segno deve dire al bambino è: trova l'errore e troviamo la strategia per eliminarlo. Se voi lo combattete l'errore, non tarla il sistema cognitivo. Se voi non lo combattete l'errore, tarla il sistema cognitivo per gli anni a venire. Adesso vi dico unità, decine, centinaia in rosso, perché prima di finire con l'amigdala devo dirvi questo. La funzione cognitiva che guida tutta l'elaborazione è l'attenzione. L'attenzione ha un compito fondamentale, che è quello di selezionare le informazioni non utili. Quindi l'attenzione fa esattamente l'opposto di quello che a scuola si pensa. A scuola si pensa che l'attenzione debba tenere tutto, invece l'attenzione è stata inventata per buttare via tutto quello che non serve con il focus cognitivo. Quindi voi, per fare attenzione a me, non dovete, alle cose che dico, non dovete pensare ai fatti vostri, non dovete distrarvi a pensare: ma questa da dove viene, dove caspita le ha trovate queste invenzioni pazzesche. Dovete stare concentrati sul filo delle informazioni che dovete intelligere. Ci siamo, le altre le dovete buttare via. Quindi, quando il bambino deve intelligere le operazioni di calcolo, prendendo la penna blu per le unità, la penna rossa per le decine, la penna verde per le centinaia, ci siamo? La sua attenzione sposta il focus dalla cognizione pertinente all'estetica del quaderno e stabilizza in memoria l'estetica del quaderno e l'estetica del disegno formale, dello shape della forma, e non entra nel sistema di controllo dell'operazione che sta compiendo. Riesco a spiegarvi? Sì. E in più, dei fiumi, perché adesso alcuni fanno i fiumi, no? Spacchettano il numero in colonna, lo spacchettano in colonna, invece la sintassi visuospaziale, unità, decine, centinaia, non ha il compito di scomporre, ma ha il compito di comporre. Quindi 179 più 98, perché non vi è venuta? Perché l'avete scomposto in unità
decine, centinaia, invece di fare più 100 meno 2, che è la strategia cognitiva sua. Ci siamo? Perché non vi è venuto? Perché avete plasticizzato il calcolo scritto invece che la strategia del calcolo a mente. Riesco a spiegarvi un po' di meccanismi? Sono potentissimi, guarda, si curano. Meccanismi in cui i bambini si sentono di deficere, di non intelligere. Ce n'è uno che mi ha segnato emotivamente un ragazzino, perché arrivano da me quando sono desfa, quando veramente sono desfa. Si immaginano di trovare un personaggio piuttosto e poi mi incontrano, e la prima cosa che è evidente è che non si aspettano la mia alleanza con loro contro l'errore. Questa è la cosa più evidente, cioè quello che immediatamente io cerco di far capire, che io sono dalla parte loro contro quell'errore e che non mi consentirò mai che loro escano da lì se non hanno capito come risolverlo, se no vuol dire che non sono capace io. Questo rovesciamento della dinamica cambia completamente la relazione. Io divento dalla loro parte contro l'errore invece che dalla parte dell'errore contro il bambino. Quindi questo io vi invito a tenerne conto. Potete essere i più bravi didatti e appassionati della matematica, ma se non alleate i suoi processi contro quell'errore che fa, non andiamo da nessuna parte. Allora questo ragazzino gli stavo cercando di far capire che secondo me lui non era discalculico, che i risultati delle prove che aveva fatto mi dicevano che lui intellegiva bene, ma era menefreghista, si guardava in giro. Nel mio studio c'è un poster che mi hanno regalato i miei studenti di Einstein che dice: non ti preoccupare delle tue difficoltà in matematica, ti posso assicurare che le mie sono peggiori. Allora guardava sto poster, gli ho detto: ma tu quello lì lo sai chi è? Mi fa: la professoressa di matematica mi ha detto che il genio più genio dei geni che c'è. Dico: lo sai che facevo un sacco di errori come li fai tu? Allora apro il cassetto e gli mostro gli errori di Einstein, soprattutto quelli del calcolo delle potenze che Einstein sbagliava. Sto ragazzino ha avuto una soddisfazione così grande dal vedere che a lui quell'errore lì gli veniva di un bene, che proprio... E poi gli ho detto: Leonardo da Vinci, lo sai Leonardo da Vinci? Oh sì, anche lui un geniaccio. Lo sai che se la sua macchina non ha volato c'è chi pensa che perché gli errori di calcolo che faceva Leonardo da Vinci, soprattutto nel calcolo geometrico, erano, ma va, figurati. Allora glieli ho mostrati anche lì, e poi gli ho mostrato gli errori di Bertrand Russell, avete presente Escher, quello che fa i chiaroscuri? Sì. Insomma, personaggi che lui non sapeva chi fossero, ma aveva capito che questi qui devono essere stati dei geni tanto, e che gli errori a lui, quelli lì, gli capitano spesso e volentieri. Allora si è sporto dal tavolo e mi ha baciato, fa effetto quando un bambino ti bacia la mano, è proprio una devozione che non va bene. Cosa succede se un modello esterno che tu vedi per 20 minuti ti diventa così significativo mentre dagli altri no? E mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: senti dottore, ce la puoi mettere per iscritto la mia maestra, che non sono mica deficiente. Quella parola mi è rimasta. È proprio deficere, capito? È non intelligere. Le sentite le parole dei bambini? Mi viene facile, mi piace perché la intelligo. E invece a quell'altro gli si sconfusiona la mente. Perché anche noi, se camminassimo sulle mani invece che sui piedi, cioè con un processo improprio, a un certo punto avremmo dei giramenti di testa. Non va bene che la didattica non incontri il processo, che poi sia la didattica migliore possibile e la più competente da un punto di vista epistemologico, magari sia sempre, ma non è detto che quella combacia col processo. Soprattutto perché il processo ha meccanismi universali, vi ho detto all'inizio, 2 occhi, un naso, una bocca uguale per tutti, ma poi qualità cognitive differenti tra bambini e bambini. Perché vi ho detto fategli scambiare le strategie l'uno con l'altro?
perché una strategia visuospaziale che Marco può trovare utile, Giovanni non la trova utile, ne deve trovare un'altra, che ad esempio è quella di scomposizione, che non sta bene a Maria, la quale preferisce la successione ripetuta. Vi sto spiegando come posso. E allora, nell'apprendimento naturale del confronto di strategie tra pari, nel calcolo a mente, tutto cambia. E adesso l'ultima cosa che vi dico è: volete sapere come si insegna unità, decine e centinaia? E valore posizionale delle cifre? Ve lo racconto con una ricetta, ma non si fa. Ditemi che numero viene fuori da 4 centinaia, 2 decine, 7 unità, 1 migliaio. 1400. Avete sentito che con 4 lo span fa fatica. Se vi dico con 3, 2 decine, 4 centinaia, 3 decimi. 120,4. Ci siamo? Perché non è con 3, dovete occupare 4 posti, perché ci ho messo un decimale, mica, Ci siamo? Quindi il cervello plastico dell'adulto cosa ha fatto? Ha dovuto trasformare successioni verbali in posizioni visuospaziali. Lo avete sentito? Allora, volete esercitare i vostri bambini perché non sbaglino mai più il valore posizionale delle cifre? Fate così. Arriva un bastimento carico di, e partite dalla diade in ordine giusto: 3 decine, 4 unità, 7 decine, 2 unità, 8 decine e 7 unità, fino a che loro, rispondendo, stabilizzano la diade vuol dire i 2 numeri. Poi li rovesciate: 4 unità e 2 decine, cioè mettete prima il numero piccolo e poi il numero grande. Poi li mescolate. Quando la diade è stabile ci aggiungete il centinaio, prima lasciando tutti e tre in ordine giusto, poi modificando la diade, poi modificando il terzo termine. Ci mettete una settimana per ogni struttura e non sbaglieranno mai più. Fatelo a mente con la strategia che vi ho raccontato adesso e buttate via penna blu, penna rossa, penna gialla, penna verde. Dove vado a concludere? All'amigdala. Vi devo aprire un altro file. Va bene, non ve lo apro perché vi mostro la gallina, se no facciamo troppo tardi. Ve la racconto a parole. Riassumiamo: l'intelligenza numerica è potentissima, ha bisogno nei primi 5 anni di vita di giochi sulla quantità, fatti dalle mamme e dagli insegnanti di nido e di scuola dell'infanzia. Questi giochi di quantità non hanno bisogno neanche di artefatti matematici, perché il cervello li ha messi facilmente sulle dita. Bastano artefatti semplici, quali le scale avanti e indietro, per riuscire a strutturare i meccanismi di base. Nel momento in cui si arriva alla scuola elementare, quello da evitare è che le strategie verbali prendano tutto il dominio sulle strategie di pertinenza. Quali sono le strategie di pertinenza? Composizione, scomposizione, calcolo a mente e meccanismi visuospaziali. Vi racconto i meccanismi visuospaziali sul baricentro, l'incentro e l'ortocentro. Fate questa strategia. Chi di voi si ricorda l'incentro che incontro è? Vedi che quella verbale non tiene? E il baricentro? Ecco, vi siete ricordati delle mediane, il baricentro. Perché ve lo siete ricordati? Casualmente, perché non è che una è più facile e più difficile. Ma adesso vi do la strategia visiva. Facciamo le mediane. La mediana divide il lato in 2 parti uguali. Quindi partiamo dal lato del triangolo, lo dividiamo a metà visivamente e da lì tracciamo una linea che vediamo arrivare fino al vertice opposto. Fate questo esercizio 1 volta, 2 volte, 3 volte, non dimenticherete mai più la mediana, come si traccia e che caratteristiche ha. Fatelo per ogni lato visivamente, mettete
nei vostri occhi il punto d'incontro, lo vedrete che non è perfettamente in centro, perché se spostate le dimensioni del triangolo, questo centro si sposterà e quindi bara, strategia verbale. Barando non è perfettamente centrale, la mediana ha il baricentro. Sono riuscita a rendervi l'idea? Fatelo così, non sbaglieranno mai più. Perché dall'inizio che ve lo continuo a dire? Perché questo giro angolare che abita qua scende in sezione conica, entra dentro i due emisferi, prende quello a dominanza verbale e quello a dominanza visiva, quindi entrano tutte e due, danno fastidio, ma scendendo in sezione conica va a toccare l'amigdala. L'amigdala reagisce emotivamente all'insuccesso, generando ansia e senso di inadeguatezza. Perché tanti ragazzi sviluppano impotenza appresa in matematica e mollano? Perché nel cervello l'amigdala è più sensibile alla rappresentazione dell'io. Come ve l'ho detta. Invece della geografia, che non ha un'amigdala prossima, la matematica, la cognizione numerica, ha anche un meccanismo fisiologico che proprio reagisce all'insuccesso. Cioè noi abbiamo un cervello che è stato programmato per provare soddisfazione cognitiva dal sistema numerico, benessere cognitivo. Quindi è a nostro favore che quella reagisce, vuol dire che prova disagio. Quando un bambino prova disagio e tende a scappare, vuol dire che il sistema didattico non ha incontrato il meccanismo giusto. Va aiutato. Finito. La gallina, adesso ve la racconto così, Vallortigara sarà contentissimo. Io spiegavo ai miei studenti in un corso, un anno mi sono inventata sta cosa, di spiegargli come si fa il potenziamento neurobasale agli educatori, perché dicevo, se gli educatori imparano a fare il potenziamento neurobasale abbiamo vinto. Quando ho spiegato il potenziamento della memoria e dell'attenzione ho detto ai miei studenti, portate i vostri amici, così invece di andare alla CEPU, che adesso non posso neanche più dire così, ecco, e non c'entravamo più nelle aule di dove facevamo lezione, e alcuni di questi sono rimasti. Uno di quelli che è rimasto, lo abbiamo laureato da poco in ingegneria, quando ho proposto l'esperimento della gallina è rimasto affascinato, perché io ai miei studenti dicevo: vuoi vedere che cos'è l'intelligenza numerica basale? Prendi una gallina, mettila di fronte a due cartoncini di uguale colore e di uguale dimensione. In uno metti un chicco di grano turco, nell'altro metti 3 chicchi di grano turco, lasci la gallina e vedi il miracolo che la gallina va a 3. Poi metti 3 verso 2, va a 3, metti 2 verso 1 e va a 2. Però oltre il 3 la gallina non va, perché quello è il suo cervello infinito numerico. Ora io tutto mi immaginavo, meno che questo ragazzo fosse il figlio del più grande allevatore di galline e che da ingegnere si inventasse un sistema per plasticizzare il cervello della gallina ad andare oltre il 3. E ora vi mostro questo video meraviglioso che loro mi hanno regalato alla fine dell'anno, con una lettera in cui mi hanno scritto che se anche una gallina poteva andare oltre il proprio infinito numerico, voleva dire che non farlo con i bambini era veramente eticamente inventatevi tutto il resto. Quindi ora vi mostro questo filmato con una gratitudine enorme per questo ragazzo, per questi miei studenti, che non potevano fare un regalo più grande a me e alla ricerca scientifica, perché quando mi hanno consentito di utilizzare il filmato, perché finalmente hanno capito che non era un plagio, nel frattempo la gallina era morta perché era stata
allevata per essere mangiata, e così tutte quelle di quell'allevamento, e quindi abbiamo dovuto rifare l'esperimento. Adesso vediamo se ci riusciamo. Qui sì, va spenta la luce perché ve la dovete proprio vedere. Aiutami, non c'è l'audio, non c'è per niente. Ecco, ci riusciamo. Allora torno indietro perché dovete vederlo dall'inizio. Aspetta, ecco. Vedete 3? Ce n'è una sola. Guardate che meraviglioso. E lei ci va e prende 3. Ma adesso guardate che è incredibile. Abbiamo visto che è andata. Lui è Luca, l'ingegnere, figlio dei fiori. E vedete, mette 3 nello stesso piatto e 2 nell'altro, perché vuole che la gallina riconosca proprio che il 3 è in quella posizione, vuole generare quello che si chiama una fissità funzionale. La gallina è sicura questa volta e va diretta al 3, vedete? E sa anche fare semplici addizioni fino a 5. Poi la riprende e guardate che fa, ne mette 3 nello stesso piatto e in larghezza si chiama strupp numerico, cioè molto in posizioni allargate in modo da prendere tanto spazio, mentre il 4 lo mette nell'altro piattino tutti vicini, in modo che per essere contato ci deve essere proprio la funzione N1. Vedete? Lei sa che il 3 è lì e il 4 è lì. Lei è attratta dal 3, ma poi ragazzi la riprende, chissà in quale tortellino è finita. Vedete, adesso mette i tanti. Il 3 le piace, ma adesso sa contare. Allora, questo filmato è per darvi la nostra preghiera. Fate in modo che intelligano, perché ne vale la pena. Perché l'intelligenza numerica, leggevo l'altro giorno e sentivo su una trasmissione radiofonica di Radio Italia, non lo so, una cosa del genere, me l'hanno segnalato i miei studenti. C'era una discussione, ma a che servono i calcoli adesso che abbiamo i calcolatori? Allora vi dico la mia. Dare la calcolatrice all'intelligenza numerica è come dare la carrozzella a chi può camminare. Significa spegnere quella funzione. Io vorrei che cambiassero gli occhi.